e grazie per essere con noi per questa nuova conversazione di Nuova Pedagogia. Oggi abbiamo come ospite Emanuele Gambacciani, che è il nostro insegnante di biologia dell'evoluzione, che terrà a breve un percorso per la Libera Università. Ciao Emanuele, grazie per essere con noi. Ciao, buonasera a tutti e grazie ad Ale per l'invito, grazie mille. E chiaramente, oltre a farci spiegare dopo, insomma, in che cosa consiste questa sua, diciamo, specifica visuale della biologia, perché ovviamente noi, come al solito, abbiamo soltanto insegnanti divergenti, che questo sia chiaro. Direi di partire subito con la prima domanda, le nostre canoniche 3 domande. Caro Emanuele, ma tu come vedi la biologia nel mondo che verrà? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, come la vedo? Ma onestamente non benissimo, ecco, cioè nel senso i presupposti non sono buoni, per il semplice fatto che purtroppo dal mio punto di vista ancora la biologia si basa ancora su dei dogmi, ok, sui quali appunto viene basata la scienza di oggi. Ora, per esempio, per fare giusto due esempi, ecco, il primo per esempio è quello della genetica. Okay? Cioè, nel senso, oggi passa il messaggio che noi non siamo nient'altro che vittime dei nostri geni. La realtà è che le malattie genetiche alla fine della fiera rappresentano solo il 5% di tutte le malattie. Oggi si muore di altro, oggi si muore principalmente di malattia cronica. La realtà dei fatti è che la malattia cronica, quindi la malattia dovuta fondamentalmente all'infiammazione, in linea di massima non sarebbe contemplata in natura, ok? Perché l'uomo si ammala di malattia cronica, gli animali che noi addomestichiamo si ammalano di malattia cronica, gli animali che noi teniamo in gabbia si ammalano di malattia cronica, però gli animali che vivono in ambiente, ok? Quindi allo stato brado, quindi in totale sintonia con l'ambiente, non soffrono nessun tipo di malattia cronica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste un leone che ha l'Alzheimer, non esiste nessun lupo che ha la gastrite e non esiste nessuna giraffa che ha l'osteoporosi. Okay? Queste sono malattie che nascono che sono il frutto della civilizzazione fondamentalmente. Io faccio riferimento a quella che è la biologia, la medicina evoluzionistica, ok? Quindi è molto semplice il concetto. Nel momento in cui un essere vivente entra in conflitto con la propria natura o con l'ambiente che frequenta, si crea una sorta di mismatch. Questo mismatch crea la fragilità. Quindi io mi occupo di alimentazione, quindi un mismatch chiaramente è l'alimentazione che noi abbiamo in questa epoca, quindi la nostra natura è quella del cacciatore e raccoglitore e se mangiamo cibo che non è adatto alla nostra natura, quindi mangiamo cereali, legumi, prodotti industriali, latticini, chiaramente si crea un mismatch, si crea un conflitto e questo conflitto in qualche modo poi crea fragilità. Però aspetta, scusami, secondo me siamo andati un pochino fuori tema, perché allora mi è sembrato di capire solo che tu hai una visione pessimistica per il futuro, giusto? Sì. Cioè, sei la prima persona che io intervisto che mi dice una cosa del genere, che ha una visione pessimistica del futuro, però ci sta perché questa è... No, ma non è tanto pessimistica, diciamo che le basi diciamo che non sono buone, cioè nel senso perché comunque questa predominanza per esempio della genetica non corrisponde al vero, tutto qui, ok? Quindi la realtà è che i geni siamo noi che attiviamo i geni, siamo noi che determiniamo quale genetica verrà manifestata, ok? Quindi chiaramente se una persona ha una genetica più sfavorevole deve stare semplicemente più attento a come si comporta per far sì che questa genetica non si manifesti, ma non è che avere una genetica sfavorevole è una condanna, ok? Purtroppo oggi sempre più si sente parlare di genetica sfavorevole, quindi le persone partono da un presupposto che sono vittime appunto dei loro geni. Poi, per esempio, un'altra cosa che mi viene in mente, l'altro dogma sul quale spesso si fa affidamento è quello, per esempio, dell'evoluzione umana, quindi del darwinismo. Il darwinismo è un altro concetto di base sul quale praticamente non c'è una fondatezza scientifica. Tutto qui, Sì, okay? questo lo Quindi sappiamo, questo lo diciamo spesso. Ma rimane, allora scusami, rimane ma una per quello... teoria, rimane. Esatto, rimane una teoria. Ma allora scusami, per quello che
perché la seconda domanda io adesso non ce l'ho più, perché io chiedo sempre cosa stai facendo adesso per implementare questa visione del tuo futuro? Ok. Quindi non so cosa chiederti per il presente. No, allora per il futuro no, io per il futuro ora, onestamente mi sto concentrando molto sulle neuroscienze e sulla biologia quantistica, ok? Mm. Quindi è un mondo veramente, veramente molto, molto affascinante. Chiaramente quando ti avvicini alla biologia quantistica in qualche modo capovolgi il paradigma, cioè nel senso il paradigma di Newton, cioè il rapporto causa-effetto non esiste più, cioè sei te che causi l'effetto in base ai tuoi comportamenti, in base ai tuoi pensieri, in base alle tue emozioni, in base alle tue vibrazioni, ok? Quindi questo è proprio un modo completamente diverso di relazionarsi con l'ambiente, con se stessi, quindi è un modo che a me sta dando un stile di vita, un modo di pormi nei confronti di vita che mi sta dando un sacco di soddisfazioni, mi sta dando un sacco di belle cose, ecco, mi sta creando un mondo completamente diverso. Sono partito dalla mindfulness, dalle neuroscienze e piano piano poi diciamo che è stato un percorso semplice quello di arrivare alla biologia quantistica. Quindi sì, ora in questo momento mi sto concentrando Sei la maggior parte dei miei concentrato su studi su questo, questo. sì. Ma allora scusami, andiamo invece nel passato, che è la terza Mm. domanda. Quando ti sei accorto di essere un difetto di fabbrica? C'è un episodio, c'è un qualcosa che ci può parlare del tuo, che ne so, di Emanuele Bambino che improvvisamente si è accorto che c'era qualcosa che non gli tornava. Allora, io onestamente Adele ho avuto questo, il fatto di essere un difetto di fabbrica è sempre, credo che sia stato qualcosa che ho capito quasi subito, comunque poi ne ho preso più tardi consapevolezza perché sono sempre stato anche un bambino molto curioso, quindi mi sono sempre fatto un sacco di domande e quindi diciamo che il primo grosso bivio dove mi sono trovato è stato nel momento in cui ho deciso di cambiare l'alimentazione, quindi di cambiare fondamentalmente il modo in cui mi alimentavo. Quindi sono uscito dai canoni dell'alimentazione mediterranea che alla fine della fiera, per quanto mi riguarda, su di me e sugli altri dava solo e esclusivamente problemi, va bene, tant'è che basta vedere oggi le persone che non è che stiano effettivamente benissimo, e ho cominciato a avvicinarmi a un altro tipo di alimentazione. Io prima ero vegetariano, poi ho fatto l'alimentazione mediterranea e poi è nato questo amore per l'alimentazione ancestrale, quindi i miei studi di evoluzione umana mi hanno in qualche modo aiutato e quello è stato il vero, forse il vero varco, ok? Il momento in cui ho cambiato e poi questo mi ha aperto un mondo totalmente nuovo perché ho cominciato a mettere in discussione tante cose della mia vita. Poi credo di poterlo dire liberamente, l'altro varco grande è stato il 2017, nel momento in cui io ho 2 bambini piccoli, quindi con il decreto della Lorenzin ho capito che c'era qualcosa che probabilmente non andava, quindi ho capito che c'era qualcosa su cui mi dovevo documentare, ecco, tutto qui. E poi vabbè, quello che succede oggi chiaramente più o meno lo conosciamo tutti, ecco, Ma quindi sì. è No, quasi inutile io ti dico parlare. una cosa, per quanto riguarda la Lorenzin, dico sempre che dovremmo accendere un cero per lei perché cioè, lei ha provocato il risveglio in tante persone, quindi ringraziamo pubblicamente la Lorenzin che ha dato una bella sferzata di risveglio a parecchie persone che hanno Assolutamente. cominciato a farsi delle domande. Ecco, Assolutamente almeno sì, la ringrazio anche perché chi è che ha vissuto quegli anni drammatici, che aveva bambini all'asilo, comunque a scuola, come è capitato a me, si è vissuto in prima persona quello che poi hanno vissuto successivamente, gli anni dopo, praticamente con il Covid, diciamo una popolazione più estesa, ok? Ma noi quella roba l'abbiamo già passata prima, sì. quindi eravamo già, in qualche modo eravamo già esperti, Già, ok? già. E Sì, niente, allora quindi c'ho ancora una domanda perché ormai la nostra intervista
per motivi di tempo sta andando a finire, ma potresti dirci in poche parole che cosa si trova ad affrontare o davanti uno studente che decide di intraprendere questo percorso di biologia dell'evoluzione con te? Ma uno studente che decide di intraprendere questo percorso deve essere innanzitutto curioso, deve mettersi in discussione, deve in qualche modo essere capace di recepire delle informazioni che sono diverse da quelle che di solito vengono recepite. Poi parto sempre dal presupposto che non ho la presunzione di dire che io ho ragione. Ok, quindi la realtà è che avere più informazioni possibili per poter cercare la propria strada e rispondere alle proprie domande, credo che sia un aspetto fondamentale nella vita di Importante. chiunque, ok? Non bisogna essere per forza medici, biologi, psicologi, studenti, chiunque, giusto che abbia delle informazioni su quali riflettere, su quali appunto farsi delle idee. Ecco, chiaramente facendo questo corso avrete delle informazioni diverse rispetto a quello che magari avete imparato a scuola o quello che avete imparato all'università. Ecco, tutto qui. Informazioni sulle quali potete riflettere, tutto qui. Molto bene. Allora aspettiamo l'inizio del tuo corso che è appunto il 30 giugno Sì. e ci teniamo, diciamo, ci teniamo la nostra curiosità finché non intraprenderemo questo percorso con te. Ti Perfetto. ringrazio tantissimo e niente, a presto. A prestissimo Adele, ti ringrazio tanto e un saluto a tutti. Buona serata. Buona serata.